L'edizione numero 58 di Vinitaly ha chiuso i battenti lasciando una scia di incertezze nella filiera del vino, ma con progetti e proposte che guardano al futuro con ottimismo. La Romagna deve fare i conti anche con annate caratterizzate da eventi calamitosi che hanno messo a dura prova gli operatori. Oltre alla crisi dei consumi, un po' come tutti gli operatori lamentano, questa situazione un po' particolare in Romagna. Franco Donati, presidente del gruppo TR Cevico, e la Romagna ha subito anche un'alluvione, 2 alluvioni, quindi questo ancora aggrava la situazione per una struttura che comunque commercializza tantissimo vino all'estero. Certo, è una situazione, non è che a noi agricoltori piace piangerci addosso, però è una situazione che la viviamo tutti i giorni. Se facciamo l'elenco degli ultimi 6 anni, se gli mettiamo 2 anni di Covid, crisi energetica, conflitto Ucraina-Russa, problema sullo stretto di Suez col conflitto Israele-Palestina, dazi, stretto di Hormuz, l'ultima con l'Iran, più nel nostro territorio abbiamo subito 3 alluvioni importanti e un tifone nella zona delle Alfonsine. Quindi noi dobbiamo pensare di lavorare sempre in emergenza e questo deve farci pensare su come investire, dove puntare, quali prodotti fare, proprio monitorare tutto quello che un'azienda deve fare, una cooperativa che esporta in 90 paesi come siamo noi. Dobbiamo essere pronti a ogni emergenza, ma avere la mente ben lucida su quali investimenti e cosa vogliamo fare da grandi, perché l'obiettivo di un presidente di una cooperativa con il suo team deve lasciare la cooperativa meglio di come l'ha ricevuta, quindi vuol dire che così sei un bravo amministratore. Allora, parlavamo di prodotti che comunque ci sono diverse referenze, diverse etichette. Voi avete anche una linea che riguarda il vino in brick. I consumi da questo punto di vista come sono? I consumi, se guardiamo i vini bianchi freschi, sono importanti. Il rosso, inutile negarlo, sta avendo su certi prodotti di alto grado dei problemi. Non perché il prodotto non sia buono, anzi stiamo parlando di vini blasonati, eccellenti, ma con questo cambiamento climatico e anche il modo di alimentarsi è cambiato totalmente e non hanno più una beva come avevano una volta. Non sono più ricercati, ma è proprio una questione di un modo di cambiare, di un approccio al vino. Il vino si consuma ancora, sì, c'è un calo di consumi, ma è cambiato l'approccio al vino, non è più un alimento, è convivialità, un po' frivolo, compagnia, quindi non più legato al cibo. Ricordiamoci questo passaggio qui. Prospettive con mercati futuri e soprattutto nuove, diciamo, nazioni che si affacciano a un mercato del vino. Si parla spesso, perlomeno in questo Vinitaly, abbiamo parlato di India, quindi con una potenzialità molto grande. Avete già su questo mercato avanzato delle proposte? Noi in India sono 7-8 anni che siamo presenti in India. È un mercato complicato, complesso. Posso dire tranquillamente che l'Europa è uscita con uno slogan dicendo vi abbiamo aperto le porte all'India. Le porte all'India vorranno ancora 10 anni perché geneticamente DNA non sono nati col potere avere l'approccio al vino, quindi ci vorrà un cambio culturale, i loro giovani andranno all'Occidente a studiare e si abitueranno. Ma al momento non è un mercato che abbia le porte aperte, anzi è tutto da costruire, perché geneticamente non sono nati per bere il vino e hanno dei prodotti del cibo molto particolari da abbinare al vino, quindi bisogna andare là, i nostri enologi dovranno studiare i loro gusti e lì forse quella è la chiave d'accesso. Ma se pensiamo di fare il vino noi, che piace a noi, venderlo in quegli stati là, buttiamo via soldi. Quindi va studiata una ricetta ad hoc per quelle nazioni. Sì, va studiata una ricetta ad hoc. Noi il Giappone è importantissimo perché su 110 milioni che l'Italia cuba di export sul vino in Giappone, 12 milioni le fa la cooperativa TR Cevico con le sue controllate. Però sono posti che vanno studiati perché i gusti di ogni nazione non sono quelli che pensiamo che siano i nostri, sia per il cibo è lo stesso approccio che hanno loro al vino, anche se il Giappone, forse i paesi asiatici, è quello più vicino a noi come Europa, come gusti. Però va tutto studiato, a distanza non vendi vino e non convinci nessuno che il nostro vino è buono
perché bisogna anche sapere cosa vogliono loro, i consumatori. La Romagna, Terri di Romagna, è il Sangiovese, no? Un simbolo della Romagna è anche il Sangiovese, che viene anche vinificato in bianco, ma non è un po' una cosa strana per chi è abituato a vedere un colore intenso nel Sangiovese? No, è una procedura che non facciamo solo noi, anzi c'è chi già fatta prima, sia a livello di vino fermo, ma i procedimenti noi facciamo anche degli ottimi spumatizzati da base sangiovese spumatizzato in bianco, quindi è una procedura che porta a sapori intensi del sangiovese ma con la freschezza della vinificazione in bianco, quindi è un mix che oggi il mercato lo gradisce molto volentieri. Le imprese investono quindi su innovazione e diversificazione dell'offerta, una via obbligata per accompagnare le richieste dei consumatori e competere sui mercati internazionali. Come si fa a, pensare ad un vino che notoriamente è vinificato in rosso, pensarlo in bianco? Fa parte dell'innovazione, l'innovazione di prodotto. È chiaro che la curiosità del consumatore si conquista anche portando qualcosa di nuovo sul mercato. Abbiamo fatto dei test già tre anni fa, abbiamo visto che ne esce una qualità molto molto interessante, l'abbiamo presentata 2 anni fa sul mercato e oggi abbiamo allargato la gamma. E direi che abbiamo un buon riscontro, perché si aspettano un rosso, invece c'è un bianco, quindi quasi una sorpresa. Quindi una sorpresa, però una piacevole sorpresa. Sì, una piacevole sorpresa, sì. Mercati internazionali che sono un po' in fibrillazione, ci sono purtroppo, ahimè, eventi bellici, dazi che incombono e un consumo che tendenzialmente è in calo. Come fronteggiare una situazione di questo tipo per chi ha anche diverse referenze, come un'azienda che ha a che fare con non solo diverse nazioni ma anche con diverse etichette? Allora, il mercato tendenzialmente si è passato soprattutto sui mercati quelli consolidati, si è passato da un consumo quotidiano a un consumo più occasionale, e con il consumo occasionale si è portato dietro nuove tipologie di prodotto a scapito di altri. Tanto è vero che la crescita dei prodotti sparkling, quindi tutti gli spumanti, è proprio dato da questo consumo occasionale fuori pasto rispetto al vino rosso, che invece già da 15-20 anni sta perdendo quote di mercato. Quindi innovazione di prodotto, essere sui prodotti che comunque crescono, come il Prosecco, dove siamo leader di produzione in Italia, e intercettare le dinamiche di consumo. Poi in questo momento la situazione di mercato è comunque penalizzata sul mercato più importante per il vino italiano, gli Stati Uniti, dalle imposizioni di dazi, e in genere comunque dagli eventi bellici e dalle pressioni inflazionistica che comunque impatta sulla capacità di spesa dei consumatori. Molti operatori lamentano il fatto che c'è un disequilibrio tra domanda ed offerta. È evidente. È chiaro che sempre più dovremo ricercare valore, ma con quantitativi inferiori, quindi c'è la necessità di un riequilibrio tra produzione e vendita, perché comunque 1 litro in più di vino invenduto provoca il crollo dei valori sul mercato. Anche in territorio emiliano si punta su una nuova denominazione che valorizza vigneti autoctoni e arricchisce il paniere vinicolo. Nell'ambito delle denominazioni che tuteliamo, che sono 6 denominazioni di Lambrusco, c'è questa qua che si chiama Colli di Scandiano e Canossa. Spergola, vitigno autoctono delle colline di Reggio Emilia, dove faremo una modifica importante disciplinare e andremo a introdurre un metodo classico che non si chiamerà più spergola. Per un po' di tempo lasceremo anche il suffisso spergola, ma sulla falsariga non più nome di vitigno ma di territorio. Penso al Trento DOC, penso al Franciacorta, penso al Piemonte col metodo classico Altalanga, anche in questo caso nome di territorio. Quindi vorrà dire che per tutto il territorio collinare arriveremo fino al crinale, ci sarà la possibilità di produrre questo metodo classico scandiano, che sarà ovviamente una DOC. Uno dei vitigni che vorremmo riscoprire in tal senso come prodotto premium è la spergola, la inversione metodo classico in particolare. È stato fatto in questi mesi un importante lavoro per creare quello che è un nuovo progetto, il progetto Scandiano, quindi parliamo di una sottozona all'interno della DOC
Colli di Scandiano e Canossa, dedicata esclusivamente al metodo classico 100% spergola, raccolto a mano con una produzione per ettaro più bassa, una resa uova-vino assolutamente in linea, con disciplinari come Franciacorta, Champagne, Trento DOC, e poi importantissimo il fatto di estendere fino al crinale verso la Toscana, quindi verso sud, per dare una risposta quindi con vitigni, vigneti più in alto, per compensare quello che è i cambiamenti climatici in corso. Consorzio Emilia Romagna, ad un anno dalla sua istituzione. Allora, innanzitutto, che cosa rappresenta il consorzio e poi dopo magari una sintesi di quello che è successo in questo anno. Allora, siamo partiti come consorzio con la denominazione Pignoletto, che è la nostra in questo momento denominazione più importante, e abbiamo raggiunto circa i 14 milioni di bottiglie. Siamo la DOC numericamente più importante dell'Emilia Romagna in questo momento, e quindi devo dire che siamo contenti. Ovviamente l'obiettivo che abbiamo per riguardo a questa denominazione è cercare di portarlo un pochino fuori dai nostri confini, perché pur essendo una denominazione importante resta con un consumo fortemente regionalizzato o zone limitrofe. Noi vorremmo cercare di portarla anche all'estero, come tanti altri vini della nostra regione. Non mi sbilancio in progetti, abbiamo presentato i bandi, adesso vediamo se avremo successo con i nostri bandi, riusciremo a fare queste cose. Però un'altra cosa importantissima che abbiamo fatto nell'ultimo anno è stata la fusione col consorzio Colli Bolognesi, e questo secondo me è un'operazione molto importante, perché porta sotto lo stesso tetto quella che è la DOC Pignoletto, ma anche la diocesi Pignoletto, creando appunto una sinergia tra cantine più grandi che erano nel consorzio Emilia Romagna, che erano circa una ventina, e un'altra sessantina di piccoli produttori dei Colli Bolognesi, che rappresentano delle realtà vitivinicole veramente molto interessanti, con della grande qualità, che però spesso tarpate nella loro crescita le dimensioni un pochino più ridotte. Noi speriamo che questa sinergia tra grandi e piccoli, con le 1000 diffidenze che sapete che si porta dietro questa cosa, però di riuscire a far sì che uno aiuti l'altro. Ecco, magari i grandi riescono a portare su i mercati da numeri, quindi avere numeri per andare su certi mercati, e poi avere le eccellenze che si possono collegare nelle enoteche, nei ristoranti stellati, e in questo modo.